Venerdì 4 settembre 2020, ristorante Enoteca, Villa Nachini a Corno di Rosazzo. Presenta la serata Paella e Sangria, a partire dalle 19:30, impeppata di cozze. Paella e sangria, crema catalana, acqua e caffè. Il tutto a 35 euro. Solo su prenotazione allo 0432 75 57 33 oppure info@ristoranteinvilla.com. Potrai vivere una serata immerso nella splendida cornice che solo il ristorante Enoteca Villa Nachini a Corno di Rosazzo, in piazza 24 maggio, ti saprà offrire. Dico a te, sì, proprio a te, cosa aspetti? Alza la cornetta 0432 75 57 33 oppure invia una mail a info@ristoranteinvilla.com per la tua prenotazione. Paella, sangria, venerdì 4 settembre 2020 a partire dalle 19:30. DJ set Max B. Un uomo di 35 anni è morto ieri sera alla stazione di Codroipo, poi investito da un treno in transito. Secondo i testimoni oculari che hanno assistito impietriti alla scena senza poter far nulla per evitarla, il 35enne è sbucato dall'ingresso della stazione in direzione del binario pari, quello che da Udine conduce verso Venezia, gettandosi sotto il treno in transito. Nel violento impatto è morto all'istante, trascinato per diverse centinaia di metri dal locomotore fino al suo arresto. Come detto, inutili soccorsi. Straziante la scena apparsa. Sul luogo della tragedia, oltre ai carabinieri della compagnia di Udine, anche gli agenti della polizia ferroviaria e i vigili del fuoco. La linea Udine-Venezia è stata riaperta al traffico a senso unico alternato tra le stazioni di Basigliano e Casassa fino alla rimozione della salma e la ripartenza del treno che ha permesso il ripristino della normale circolazione. Infortunio sul lavoro poco prima di mezzogiorno all'interno di un'officina ubicata nella zona industriale di Cividale del Friuli. Un operaio, mentre stava eseguendo un intervento su un mezzo pesante posto sul ponte, ha perso l'equilibrio finendo rovinosamente a terra. Nel violento impatto ha riportato diverse fratture scomposte. Soccorso dai colleghi in attesa dell'arrivo dei sanitari dal nosocomio della città ducale a bordo dell'ambulanza. I sanitari, vista la gravità, hanno allertato l'elisoccorso, a bordo del quale è stato successivamente trasferito all'ospedale di Udine, dove si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata. Direttore, dopo le vacanze riprende un po' l'attività, quali sono le novità? La novità è che le vacanze sono state soprattutto per le aziende del settore dell'arredo verso l'Italia piuttosto movimentate, perché gli ordini sono ripartiti, sono partiti con forza a livello nazionale e questo ci lascia ben sperare. Infatti vediamo sul mobile, in particolare sul nostro distretto del mobile di Bruniera, particolare fermento su quello che riguarda l'Italia. Diverso è a livello internazionale. Il mercato internazionale invece che messaggi vi sta lanciando? Lì c'è ancora molta frammentazione, consideriamo che in certi paesi non è ancora ritornata la fiducia, seppure assistiamo in America a degli acquisti significativi dei nostri prodotti. Quello che sicuramente soffre ancora è il settore contract internazionale, gli hotel, i ristoranti, per motivi evidenti. Basti pensare quanto il turismo sia influenzato da questa pandemia. Continuiamo a monitorare. Certo. Senta, il trend, lei ha detto è importante sottolineare questo passaggio, no? Si spera sempre che il trend sia positivo. Chiaramente l'onda è ancora lunga per dare i risultati sperati, no? Non è sicuramente il momento di creare una linea, no, è presto, perché gli effetti economici sono sempre a lunga gittata. Credo si potrà forse iniziare ad avere un'idea più chiara alla fine di questo anno o metà del prossimo. Chiaramente il calo del PIL che c'è stato in Friuli Venezia Giulia, che l'arredo ha subito, è spaventoso rispetto, se vogliamo, rispetto al 2008, le colonnine, queste del 2020, è molto più bassa come gap negativo. Questo non vuol dire che bisogna fermarsi, non vuol dire che si debba tirare le remi in barca, ma vuol dire che si debba capire come agire in modo diverso, e noi siamo qui anche per questo. Siamo all'interno del vecchio guado stradale
che collegava Butrio a Pradamano, uno dei passaggi usato negli ultimi giorni da parte dei migranti che vengono scaricati. Ecco, potete vedere, ci sono ancora i segni, vengono scaricati dai passeur e poi a piedi vengono liberati passando attraverso la nuova variante di Premariaco. Noi seguiamo a piedi, abbiamo già trovato degli indumenti anche lungo il percorso. Chiaramente oggi il torrente Torre, ecco qua, il torrente Torre, ecco qua altri, vedete? Questi sono gli ultimi passaggi. Chiaramente la torre è in piena ed è impossibile attraversare oggi a piedi il torrente. La piena chiaramente è presente, vedete di là, ecco col dito vi punto, quella è la stradina. Una volta si attraversava con la macchina, si poteva attraversare quando era attivo il guado, e di là si passa sulla sponda opposta e lì la strada che porta verso Pradamano. Chiaramente oggi è impossibile attraversare perché vedete che c'è la piena, però questo è uno dei punti dove vengono scaricati i migranti in arrivo, altrimenti dal vicino ponte ferroviario passano poi nella zona di Lovaria. Ecco, vedete altri indumenti gettati a terra, indumenti che comunque sono, come potete vedere, la strada vi abbiamo dimostrato, insomma, che qui possono tranquillamente passare con dei furgoncini, si notano anche le ruote del transito, seppure il guado, qui c'è la vecchia indicazione che appunto segnalava la presenza del guado. La strada era molto più larga rispetto a quella che potete vedere adesso, visto che sottoscritto da queste parti, chi vi parla da queste parti, l'attraversava spesso da giovane in mountain bike, quando c'era il tempo di correre con la mountain bike. Vedete altri residui di immondizia lasciata a terra. Qui si parla del passaggio di qualche giorno fa, probabilmente qui sono transitati poco prima di venerdì, cioè quando il maltempo ha imperversato nella zona. Come potete, ripeto, le immagini parlano da sole. Tranquillamente là c'è un giubbotto buttato a parte, ci sono ancora, ho visto altri indumenti prima in mezzo ai rovi, sacchetti. Queste sono tutte robe che non sono state dimenticate un anno fa, ma qualche giorno fa, appunto, vedete, ci sono ancora i segni del passaggio del furgone. Qui c'è anche una mascherina abbandonata, dunque più di così. Vedete qua praticamente non si può passare, qui ci sono altri indumenti perché come vedete c'è il blocco, però un furgoncino volendo ci passa senza problemi. E da là c'è la variante lì passa la variante nuova di Premariaco, c'è la stradina, uno arriva qua tranquillamente senza nessun problema, fa i suoi comodi e se ne va senza lasciare traccia per la polizia o chi di dovere. Questo è il nostro reportage. Venerdì 4 settembre 2020, ristorante Enoteca Villa Nachini a Corno di Rosazzo presenta la serata Paella e Sangria a partire dalle 19:30, impeppata di cozze. Paella e sangria, crema catalana, acqua e caffè. Il tutto a 35 euro. Solo su prenotazione allo 0432 75 57 33 oppure info@ristoranteinvilla.com. Potrai vivere una serata immerso nella splendida cornice che solo il ristorante Enoteca Villa Nachini a Corno di Rosazzo, in piazza 24 maggio, ti saprà offrire. Dico a te, sì proprio a te, cosa aspetti? Alza la cornetta 0432 75 57 33 oppure invia una mail a info@ristoranteinvilla.com per la tua prenotazione. Paella, sangria, venerdì 4 settembre 2020 a partire dalle 19:30. DJ set Max P.